ci diamo una marea di baci, sarà perché sfruttiamo a fondo l'illusione. Immaginiamo poco e costruiamo tanto, e poi ti bacio, bacio, bacio. E intanto tu mi sembri l'Himalaya, e poi ti sciogli tutta come neve azzurra. Buonasera, ci troviamo di fronte al Cinema Teatro Roxy di Nettuno. Tra poco si terrà una manifestazione canora. A questa manifestazione parteciperanno 22 ragazzi dai 17 ai 28 anni. Dopo aver affrontato varie selezioni sono arrivati a partecipare alla selezione regionale Lazio-Umbria, che è questa che andremo a vedere insieme. Tra queste 22 giovani proposte, soltanto 9 saranno i finalisti che avranno il diritto a partecipare alle prefinali e finali che si terranno a Sanremo. Questo è un momento molto importante per questi giovani ragazzi, per questi giovani, diciamolo, promesse della canzone italiana. Da qui nasceranno forse, ed è con tutto il cuore che lo auguriamo, nascerà forse il grande cantautore italiano, chi può dirlo. Un momento importante attraverso il quale ci si confronta con una realtà, la realtà del mondo della musica, la realtà del mondo dello spettacolo. Forse una realtà dura, ma senz'altro un'esperienza positiva. Molti di loro sono molto giovani, hanno solo 16 anni, altri sono più grandi e hanno passato esperienze diverse, ma in fondo tutti li accomuna questa grande speranza, che è anche una speranza, diciamolo, per la canzone italiana, e quindi insieme facciamo in bocca al lupo a tutti questi ragazzi. Anzi, andiamoli a conoscere insieme. Daphne, 18 anni, di Roma, il titolo della sua canzone "E vorrei". Ma cosa vorresti? Ma più che altro il titolo della canzone è una canzone melodica che parla d'amore. Quello che io volevo specificare è che ascoltandola potrebbe anche sembrare una canzone un po' scontata, però credo che certe cose in amore non vengano mai dette abbastanza. Dolce cucciolo di un uomo che non sa baciare, che non sa capire un no, se questo è amore. Tu, occhi grandi per guardarti intorno, tanto cielo e acqua per bagnarti un giorno. Tu, per me come quasi un dio, con un solo tocco dimentico tutto. Tu che inventi i miei giorni e i colori degli anni, che ascolti in silenzio tutti i miei affanni. E vorrei darti solo amore, come mai? Amore, un tempo, un luogo, e tu lo sai. Legarmi al tuo mattino, se lo vuoi, e sentire insieme il profumo di noi. E se vuoi ti conduco dove tu sarai, troveremo chi racconterà di noi, e non lascerò che tracce al vento ormai. Tu, uomo perso nel giorno, che fugge di notte lasciandosi dietro occhi verdi per cercarsi intorno. E poi cosa rimarrà del nostro amore ormai, dei miei giochi, delle mani e dei tuoi guai. Quanto tempo perso per accorgersi che poi era solo amore, ma è tardi ormai.
Accanto a me c'è Alessandro Coppola, 25 anni, di Roma. Il titolo della sua canzone è Non cambiare. Perché non cambiare? Beh, su non cambiare si potrebbero fare dei discorsi lunghi una vita, ma è soprattutto un'esortazione a me stesso, a non cambiare, a continuare ad essere sempre me stesso, ad andare avanti, a volere bene, a farmi volere bene per quello che sono, a riuscire nelle cose per quello che sono. Trovi scuse ogni volta che io ti chiamo per parlare. Dici sempre che sei forte, ma io so che tu non sei così e non cambiare mai, non cambiare mai, senza voglia né paura di perdersi ora e non cambiare mai, non cambiare mai, senza voglia né paura, amore vedrai, non cambiare mai, per chi ti vuole diverso. C'è chi canta amori indissolubili e chi si incontra per la strada senza voglia né paura di perdersi ora. Non cambiare mai, non cambiare mai, per chi ti vuole adesso. C'è chi canta amori indissolubili e chi si incontra per la strada, amore vedrai. E vorresti tu cambiare, ma cambiare serve solo a chi, serve solo a chi ti vuole, sì, lontano dal cuore. Non cambiare mai, non cambiare mai, senza voglia né paura di perdersi ora e non cambiare mai, non cambiare mai, senza voglia né paura, amore vedrai. È passato tanto tempo ormai, ora sai che tu quello che vuoi. Riproviamo ancora insieme noi, non cambiare mai, non cambiare mai. Buonasera. Bonnie Roberta, una simpatica ragazza di 20 anni di Roma, che canta una canzone dal titolo Donne e una. Ma queste donne, questa una, chi sono? Sei tu? Sono le donne o tutte insieme? Ma sicuramente sono, diciamo, le donne in generale. Si parla della donna, diciamo che cos'è la donna, come viene raffigurata. Naturalmente nella mia canzone è raffigurata in un modo molto fantasioso, naturalmente. Amare sei una forza immensa, grandezza maestrale, fonte di energia, specchio di mille donne tendono le mani, e un'anima sbattuta cerca chi non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, un angelo ed un diavolo che fanno pace, sorrisi maliziosi, sguardi di un amore, pensieri e desideri in una corta gonna.
aquiloni colorate in volo in cerca di un amore che verrà, 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 verrà. Ho invidiato re, principi e sultani, profumi inebrianti e danze senza veli. Tutto questo mi sai fare, una donna, donna e una, anche se qualche volta fai paura. Donna foresta incantata, mela avvelenata, nel tuo castello una culla, musiche e poesie. Quante storie mi sai fare, tra fate e cavalieri e streghe. Quante donne in questa donna, una io. Quante storie mi sai fare, tra fate e cavalieri e streghe. Quante donne in questa donna, una io, 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 io. Grazie. Accanto a me ho un gruppo, il gruppo si chiama HD, sono 2 ragazzi, entrambi di 29 anni, sono di Roma e cantano una canzone dal titolo Perdersi dentro. Perdersi dentro dove? Perdersi dentro è un titolo come un altro per rappresentare un determinato stato, forse, no? Questa è la vostra prima esperienza? A livello di concorsi canori sì, abbiamo fatto insieme delle serate, dei tour in studio e facciamo la musica, scriviamo canzoni perché è quello che sentiamo e quello che ci piace fare. Non ti ho mai detto di quanto era importante perdersi dentro, forse molto di più. Lottare e credere in te stesso forse un po' ti aiuterà. Credi, non è facile capire tutto a un tratto e perdersi nel tempo. Vieni qui, amore mio, e spiegami se c'è qualcosa dentro che ti illumina. Accendi un po' anche me o sarai l'ultima a entrare dentro me. Non si ripete tutto quello che è stato, tutto rimane chiuso dentro di noi. È solo il tempo che decide quel che ne sarà di noi. Adesso vivo questa favola. Sapessi com'è bello lasciarsi andare un po'. Credimi, amore mio, qualcosa c'è che prende interamente la tua anima. Ti sento dentro ancora e non uscire più. Rimani dentro me.
Grazie. Abbiamo accanto a noi un'altra bellissima ragazza, bellissima rappresentante di questa gioventù italiana, che ha la sua prima esperienza, perlomeno nel campo delle selezioni per Sanremo. Ha 24 anni, è di Cingoli nelle Marche e canta una canzone dal titolo Molto meglio. Lei è un interprete e chi ha scritto il tuo testo, in quanto è un personaggio abbastanza famoso nel mondo della musica? Sì, il suo nome è Marco Luberti e ha scritto diversi testi per Cocciante e altri cantanti famosi. Molto meglio non parlare dell'amore che vuoi dare. Molto spesso è molto meglio non scoprire le tue carte per non fartele soffiare. Se hai bisogno dei suoi occhi anche solo per guardare, tu non farglielo capire. Più si vuole bene, più quell'altro ti fa stare male. Molto meglio non sognare che poi possa continuare. Molto spesso è molto meglio mantenere le distanze per non farsi più colpire. Se hai bisogno della bocca anche solo per mangiare, tu non farglielo capire. Più si vuole bene, più quell'altro ti fa stare male. Tanto il vento come il tempo ti colpisce sempre duro e ti lavora ai fianchi. E anche i grandi amori con il tempo e con il vento sono sempre un po' più stanchi. Se hai bisogno del suo corpo anche solo per dormire, tu non farglielo capire. Più si vuole bene, più quell'altro ti fa stare male. Tu non farglielo capire. Più si vuole bene, più quell'altro ti fa stare male. Brutta bestia questo amore, strane cose ti fa dire. Non ne voglio più sapere, l'ho già detto, ma sto per ricominciare. E se guardo nei tuoi occhi anche solo per guardare, sento che sto per sbragare. Più si vuole bene, più quell'altro ti fa stare male. E se hai bisogno del suo corpo anche solo per dormire, tu non farglielo capire. Più si vuole bene, più quell'altro ti fa stare male. Se hai bisogno del suo corpo, tu non farglielo capire. Brutta bestia questo amore, strane cose ti fa dire. Non ne voglio più sapere, l'ho già detto, ma sto per ricominciare. E se guardo nei tuoi occhi anche solo per guardare, sento che sto per sbragare. Più si vuole bene, più quell'altro ti fa stare male. Grazie. Ha 17 anni, è di Roma e canta una canzone dal titolo Se non fossi Aria. Se tu non fossi Aria, cos'altro potresti essere allora? Io direi il vincitore delle nuove proposte di Sanremo. Ottimista. A questo punto, no vabbè, diciamo che chi non ci crede non ci riesce. Poi se non si riesce ci si riprova. Allora parlaci un po' di questa canzone. Ah, se non fossi Aria, dobbiamo dire che è una mia canzone. Io scrivo testi e musica delle mie canzoni. E se non fossi Aria è una canzone d'amore che poi appunto è un tema che si divide in varie sfaccettature. E questa appunto è una canzone che parla di un addio, che poi è un'esperienza difficile, ma allo stesso tempo il tempo riesce a levicare un po' quelli che sono i dolori provocati da un addio, quindi passa tutto.
sole nascerà sugli altopiani e ancora un po' di vita sfuggirà dalle mie mani. Un'altra bugia tra i discorsi importanti, un'altra bugia per sentirsi più grandi e poi via si perde il sapore di te. Su questa mia vita in parte di me, via il vento ti porta già via. Se non fossi aria saresti già mia, se non fossi un cielo di 1000 colori, se non fossi l'arte di 100 pittori saresti già mia. Domani tu nasci e muore il mio amore, peccato sembrava più caldo del sole, ma come si fa a non volerti bene? Come si fa a dire va bene? Vai via e chiudi la porta se vuoi, e noi troverai ciò che non c'era in noi. Via, il vento ti porta già via, se non fossi aria saresti già via, se non fossi pioggia che scorre sui vetri, se non fossi l'arte di 100 poeti saresti già via. E se non fossi pioggia che scorre sui vetri, se non fossi l'arte di 100 poeti saresti già mia, già Grazie. Qui accanto a me ho Carla Gianni, è molto giovane, 18 anni, di Rieti. Canta una canzone dal titolo Fragole e chicchi di grano. Sì, questa canzone parla dei ricordi di una ragazza che vive in campagna, però desidera molto di lasciare la campagna e di andare in città, perciò si accorge, rimpiange tutte le piccole cose, le semplici cose che in realtà sono molto importanti nella sua vita, come le lucciole, le castagne sotto la cenere. Quindi, tu sei una giovane interprete, non sei una cantautrice, parlaci di questa tua esperienza, come l'hai vissuta? Sì, nonostante io sia giovane ho partecipato a molti concorsi nazionali come Messaggi 92, 93 e recentemente, proprio ultimamente, invece ho fatto le semifinali di Castrocaro Terme. Ma tu studi anche? Sì, infatti la musica è un hobby più che un lavoro, una professione. Un tramonto d'oro di acini e rondini, una nuvola di polvere sa quante settimane ho speso ad attenderti. Se ti penso ti rivedo così, chicchi di gran turbo al collo e una lucciola tra le mani un po' socchiuse per me. Era come un faro ad ogni tua favola. Le stagioni
stagioni si rincorrono così, i ricordi miei come un gioco mi nascondono. Dove ora sei? Corri guerriero, corri più forte, lungo un sentiero che va tra polvere e fango, tra mille più porte che mai più nessuna aprirà. Ma fermati e cerca tra il falso ed il vero, tra uomini senza pietà, tra vite strappate, tra il bianco ed il nero, un filo d'amore per noi ci sarà. Sono i colori del vento che va, rubati all'arco baleno. Sono stagioni che non hanno età, fragole e chicchi di grano. Grazie, buonasera a tutti. Bravissima, era Carla Gianni con Fragole e chicchi di grano. Ora è il momento di Marco Salvatori, il suo brano è Abracadabra. Piccolo, avevo una mania in persona vorrei delle mie favole e sconfiggevo dei brutti e cattivi. Abracadabra, la strega dov'è? Io devo uccidere il drago, la spada mia che fa tutto da sé, la principessa ho salvato. E adesso invece io rimango immobile. Non basta una magia per farmi vivere. E di me stesso io vedo la parodia in uno specchio che riflette qui proprio dentro. Scorgere immagini, ironie, abitudini e allergie, altre mille idiozie. Abracadabra, una favola in più, abracadabra la voglio, abracadabra ne prendi anche tu, abracadabra è meglio. Immagini, ironie, abitudini e allergie ed altre mille idiozie. Abracadabra la voglio. Abracadabra è meglio.
tutti i suoi compagni, è molto giovane, ha soltanto 18 anni, è di Roma e canta una canzone anche lei dal titolo particolare, Dentro un film. Forse la tua vita è come dentro un film? Sì, visto che questa è una storia d'amore così bella che si può rivedere tutta come in un film. Il mio ruolo è quella di una donna di una ragazza che ha come regista il suo uomo e quindi lei è attrice dei propri sogni. Quali altre esperienze hai avuto in campo musicale? Ho fatto Castrocaro l'anno scorso e mi sono classificata nelle prefinali. Poi quest'estate ho fatto teatro ed è la cosa che mi ha emozionato di più e che spero continui così. Ma ami più il mondo della musica o il mondo del teatro? Allo stesso modo. Hai progetti per il futuro? Spero che questa vada bene, poi continuerò con la scuola visto che quest'anno è l'ultimo anno e la maturità classica e poi continuerò con il teatro e la danza e il canto. Allora in bocca al lupo per tutte queste cose. Crepi, ciao! Della volta di un altro altrettanto simpatico gruppo, un ragazzo e una ragazza, molto carini tutte e due, Paul e Paola. Paul e Paola, entrambi di 28 anni, e tu di dove sei? Di Terracina. E tu di dove sei? Di Anzio.
Quindi intorno a Roma. Sì, qui vicino. E la vostra canzone si intitola Cambierò. Che cosa? Siamo due innamorati che ci siamo lasciati, quindi dobbiamo cambiare per ritornare insieme. E cambieremo appunto perché vogliamo stare insieme, perché ci amiamo. Quindi è una canzone melodica che si inserisce all'interno del panorama tradizionale della canzone melodica italiana, tipicamente diciamo sanremese. E voi rispetto a questa tradizione con cui vi confrontate, che cosa pensate? Ma sicuramente il pezzo rispecchia quello che poi è la tradizione, come hai detto tu, della canzone italiana. Senza dubbio una canzone così tradizionale, una canzone che parla di due innamorati, si inserisce perfettamente in quello che poi è, anche perché questa manifestazione si avvicina moltissimo a Sanremo, quindi per l'occasione l'abbiamo fatto. E altre esperienze avete avute? E noi lavoriamo, facciamo piano bar, quindi questo è proprio il nostro mestiere. Inventerò un altro uomo modo di pensare, e crescerò nel mio dolore, dai, ce la farò, ce la farò. Diventerò fredda e indifferente e chiamerò tutti i miei amici per non sentirmi più sola, e amerò il mio dolore, forse ce la farò. Ma non resisto solo qui, io sento freddo dentro l'anima, ci ritroviamo a testa in giù. Ed ho bisogno dei tuoi sì per ritrovare la mia anima e riprovare ancora noi, sì. Odierò questa città perché non ci sei più. Un'altra donna inventerò, un altro modo di pensare. Lavorerò di notte e giorno, respirando l'alba e il sole. Crescerà un altro amore e forse un altro te. Cercherò nella mia mente, diventerò freddo e indifferente. Chiamerò tutti i miei amici per non sentirmi più sola, Ed amerò il mio dolore, ce la farò. ma non resisto solo qui. Non dirmi così, Io sento freddo dentro l'anima, ci ritroviamo a testa in giù. ed ho bisogno dei tuoi sì. Non parlarti così, Io sento freddo dentro l'anima, la nostra anima, e riprovare ancora noi, sì.
la volta di Marco Lazzari, di 25 anni, di Roma. Il titolo della canzone è molto particolare anche questo, Tra gli alberi c'è un Dio. Come mai un titolo così spirituale? Oserei usare questa parola un po' forte forse. Beh, in effetti il Dio non c'entra niente, il Dio sono tutte le persone. Nella mia canzone si parla di droga, si parla di due ragazzi che ne sono entrati e che cercano con sacrifici e con le sofferenze anche di uscirne. Però si parla anche di speranza. Quindi ha uno sfondo, diciamo così, sociale, inerente a questi che sono i problemi di oggi, di noi giovani. Certamente. Sì. Impegnata da questo punto di vista? Ho cercato di impegnarmi. Tra questi alberi c'è un Dio che spalanca le sue braccia a chi aspetta di andare via o sta cercando un'altra faccia. A chi è in guerra come me, a chi la testa è come roccia e vuole che tu non sia un re e venta buchi su di te. Negli occhi tuoi c'è un sogno in più, ma io non so cambiare il mondo da qua giù. Giù nella mia anima che prova ancora a vendersi, quando non ce la fai la cerchi, senti che forse lei non mente dentro quegli occhi tuoi beve. Ma tra quegli alberi c'è un Dio che ti ama e che si prende cura di te. Quante occasioni ho perso io per dare sempre solo il meglio di me. Adesso vivo la mia vita, è vero, morire già una volta mi è bastato qui su questa strada dove il fango può sembrare il mare. Sta nell'orgoglio di chi vincerà la notte nel volto di chi ti ama ormai, negli occhi tuoi. E continuare a uccidersi per fare uscire a lui. La smetterò, davvero, un giorno ce la farò, sicuro, quel giorno camminerò solo. Ma tra quegli alberi c'è un Dio che ancora vive nel silenzio che c'è. Quante battaglie ho perso io, ma questa guerra io l'ho vinta per te. Potrà il fango diventare il mare, potranno i tuoi rimorsi naufragare qui. Saprai dire no a questa incoscienza che ti ha spento il cuore. Ma tra quegli alberi c'è un Dio e la paura avrà timore di te. Un Dio. Se ancora hai sete di colmare questo vuoto a te, adesso un fiore in più qui sboccerà. Sei tu. Antonella Grossi, 16 anni, di Frosinone, che canta una canzone dal titolo Che fissa sei. Che fissa sei è un titolo molto carino e anche molto giovanile, del resto tu hai 16 anni, quindi sei molto giovane. Come mai questo titolo rappresenta un po' il mondo dei giovani di oggi? Sì, in un certo senso sì, anche perché anche la canzone parla di una storia di due ragazzi e quindi credo che sia abbastanza giovanile, poi bisogna vedere pure le altre persone da come l'ascoltano. Comunque molto rappresentativo dei tempi di oggi.
Sì, molto. La storia parla di una vendetta però. Eh sì, perché nella canzone, in poche parole, il mio ragazzo mi lascia e va con un'altra ragazza, quindi credo che sia un testo abbastanza carino e in un certo senso io solo con le parole posso vendicarmi, diciamo. Non coi fatti. No, coi fatti no ancora. Sei troppo giovane. La tua prima esperienza questa, come ti sei trovata? Quali sono le tue sensazioni, le tue emozioni? C'è molta emozione? Sì, è la mia prima esperienza come tu già hai detto e quindi sì, mi sento abbastanza emozionata, anzi emozionatissima. Che c'è un'altra nei pensieri tuoi, ma sì lo so. Tu esci in modo a stronzeggiare con lei, con quella là. Ma cosa credi mai che ti darà di più di me? E stai attento che ti scopro, sai, attento tu. Con le tue scuse non mi incanterai, no, non ci sto. Ti rompo il muso se ti beccherò. Non ho capito cosa vuoi da me, che dici dai, con la piacciona non sei stato mai. E ti vedo che sono fissa nei pensieri